La strada come luogo dell'anima, come spazio metafisico della storia, delle emozioni, dei sogni, dei dolori e delle paure. E questo è il filo narrativo di La vita oltre la strada, nuovo appuntamento dei talk letterari curati dal giornalista Gero Miccichè e magistralmente condotti dalla collega Chiara Mangione, che si è tenuto ieri pomeriggio nei locali del Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. 4 gli autori che hanno partecipato, portando al pubblico del Festival della Strada degli Scrittori le loro opere, la loro esperienza personale. È un romanzo particolare perché nasce quasi come un gioco da una serie di racconti che poi sono stati uniti da una cornice narrativa, un po' come il Decamerone di Boccaccio o i racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. E questa cornice narrativa è un fatto che effettivamente è avvenuto. Sono andata a casa delle zie a Racalmuto a cercare un mobile antico e nel momento in cui dovevo aprire la porta non ho più trovato la chiave, quasi come se i ricordi non volessero uscire da quella stanza, per cui il fatto di non aver avuto la chiave è sembrato quasi come un volere mantenere intatto il ricordo di ciò che era stato e che non è più. Quindi i visi, le emozioni, gli incontri che fanno parte oramai del passato. E da lì è nata questa idea di scrivere questo romanzo, che ha anche dei disegni all'interno di una pittrice uruguaiana, Dolores Silveira, che è riuscita perfettamente a cercare di capire anche il buffo e il tragico che c'è nel romanzo, e quindi ha fatto questi disegnini un po' come Il Piccolo Principe. Qual è l'importanza? Innanzitutto ha avuto e ha un'importanza per me, per la mia famiglia, perché ho ricostruito la storia dimenticata di uno di quegli adolescenti, di quei giovani siciliani che all'età di 15 anni si sono ritrovati al nord, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e a un certo punto hanno deciso di impugnare un'arma che non avevano mai impugnato e di dare il loro contributo di sangue, anche di sangue, alla lotta per la resistenza. Il ritorno dall'Aquilone rappresenta una grandissima storia d'amore. Io ovviamente sono parte in causa, dico la più bella storia d'amore mai raccontata. Come le belle storie d'amore che si raccontano, ci sono dei contrasti e delle difficoltà, ma rappresenta soprattutto una storia della Sicilia, la Sicilia che io amo e che tutti noi amiamo perché non possiamo farne a meno. È una storia che percorre 70 anni di sentimenti siciliani attraverso dei flashback avanti e indietro del mio personaggio principale, che è costretto ad abbandonare la Sicilia a 20 anni, non per costrizione, ma perché ha fatto una promessa a una persona che gli voleva molto bene e lui non è più ritornato, e quindi sente forte questo senso del distacco e dell'amore per la propria terra. La mia prima opera, appunto, come prima opera appunto molto autobiografica, ovviamente un po' romanzata, e appunto racconta di questo ragazzo che affronta diciamo, la sua vita e le sue nuove e vecchie, diciamo, avventure in quel di Roma, dopo essere tornato a causa di un lutto. Lui lavorava a Londra, è tornato a Roma appunto a causa di un lutto, e si presenta questa sua nuova vita mischiata con le vecchie esperienze. Il mio cammino, diciamo, come scrittrice è assolutamente nato per hobby e per passatempo, diciamo, cominciando a scrivere su una piattaforma online. Qui con il tempo ho cominciato ad accumulare un bel po' di lettori e loro stesso mi hanno invitato a fare un cartaceo. Quindi con l'aiuto di mio fratello, che è un digital designer, noi stessi abbiamo pubblicato appunto il cartaceo di questo libro su Amazon, facendo quindi copertina, impaginazione e tutto, e così è nato il mio primo anno, e quest'anno mi sono fondata infatti in questa nuova avventura. Cosa che ci rende abbastanza orgogliosi, so che questa è l'ultima tappa, quindi è una cosa importante per noi e per il nostro paese, e che merita, diciamo, di accogliere questa vostra manifestazione, questo vostro progetto, proprio per le origini, per la nostra storia e per quelle che sono le origini del nostro paese, che appartiene alla famiglia dei Tomasi di Lampedusa. A me piace molto fare dei scorci di Palma, piace tanto fare rivivere quello che non c'è più a Palma di Montechiaro. Far conoscere alla gioventù quello che era e come era il paese di Palma.